in particolare non vi è alcuna garanzia che si possano recuperare le risorse né alcuna forma, diciamo, di ristoro per coloro che in ragione di controversie relative a atti, fatti, fatti, diciamo, che siano occorsi prima della cessione, no? Dimostrino, riescano a dimostrare di essere stati truffati dalle due banche, oppure per evidenti violazioni dei doveri di informazione nei confronti del cliente e di una corretta, diciamo, esecuzione delle operazioni. Quindi, se da un lato gli obbligazionisti subordinati sono quindi completamente soddisfatti, dall'altra c'è questa nulla viene detto né garantito né direttamente né indirettamente nei confronti degli azionisti. C'è infatti anche chi ha rinunciato ad aderire alle offerte di pubblica transazione, come ricorderete, delle due banche, perché confidava nell'esito positivo di cause civili oppure dei ricorsi, perché c'è chi ha fatto causa civile, chi ha ricorso all'arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob, chi invece spera nella giustizia penale. Allora, il decreto, la Camera ieri ha ritenuto di approvarlo su richiesta di fiducia da parte del governo, però io ho messo la mia voce di sindaco di Vicenza perché nella fase degli impegni del governo, tra l'altro poi ci sarà un'altra Camera che dovrà affrontare il tema, ci siano degli impegni al governo, ripeto, per assicurare che le banche poste in liquidazione, questa è la tesi così, che le banche poste in liquidazione coatta, diciamo qui nella bad bank per capirci, possano attraverso l'istituzione di un fondo di solidarietà ad hoc poter concedere e quindi rispondere a danni di contenzioso degli azionisti, concedere quindi rimborsi preferenziali per le perdite che fossero dichiarate ingiustamente subite dagli azionisti. Voi ricorderete che gran parte di questi azionisti sono veramente piccoli azionisti, tant'è che io parlavo nella mia lettera di azionisti risparmiatori, e secondo me questo impegno dovrebbe essere assunto dal governo, magari con un provvedimento che poi però deve diventare norma anche successivamente a questo decreto, dovrebbe fare riferimento anche, secondo me, all'articolo 47 della Costituzione, dove dice scritto che è fatto obbligo la tutela del risparmio in tutte le sue forme. Ritengo che per i piccoli azionisti nulla possa essere pensato a loro come nei confronti di, chiamiamolo, di uno speculatore che compra e vende azioni, compra nel momento più favorevole, vende nel momento più favorevole, ma queste erano semplicemente delle azioni risparmio, quindi senza nessuna caratteristica di speculazione. Sarà ascoltata la mia voce, sì, la mia certamente vedo, ieri sono stati incontri a Roma da parte di alcune associazioni, sono parlamentari, veneti, anche vicentini, in particolare so che è un attivo dell'onorevole Ginato, e in queste ore il governo sta guardando tutte queste
voci e vediamo se alla fine il Parlamento riuscirà a fare questo. Io ho cercato di mettere quel po' di voci che ho, ecco, a disposizione di questa causa che francamente ritengo essere una causa giusta. Come sindaco di Vicenza, sede dell'ex Banca Popolare di Vicenza, ho detto al governo e a diversi parlamentari, a iniziare dal relatore della legge, che questa partita non si può chiudere senza un impegno anche nei confronti dei piccoli azionisti, in particolare di coloro che avevano iniziato azioni di contenzioso, che pensano di essere stati imbrogliati, truffati, ingabbiati in situazioni non chiare, con scarsa o nulla informazione. Non può chiudersi questa partita senza un impegno verso di loro, attraverso un fondo ad hoc che evidentemente dovrà essere normato. Questa è la richiesta che ancora ieri ho fatto per quello che posso, e so che comunque in molti, a partire dalle associazioni, stanno facendo e stanno urlando, altrimenti sarebbe veramente un atto di ingiustizia.